Posso Ci siamo andarmene? moltiplicati? Sempre. Mai, tu sei padrona di casa, io No, sono ma siccome l'ospite. siete così amici, cioè avete un sacco di Vabbè, cose, ma oggi questo pomeriggio, è cioè, molto autoreferenziale questo Ecco que- format. Hai capito? Sono tutti a libro paga, quindi E io che pensavo sappilo. di festeggiare il San Valentino insieme a Scinardo, invece il triangolo non l'avevo considerato, va a finire così. Gli diamo un po' d'audio a Salvo. No, poi entra Ok, dopo. faccio io la presentazione. Certo. Ma che meraviglia. Tra l'altro tra 2 minuti e 50 poi la rifaremo. Quindi ho 2 minuti. E 50. Ok. Hai fatto lo sconto. Prova, Ryuki, prova microfono. Vabbè, perché per ora c'è la musica, quindi in realtà non servono le cuffie Siamo al in diretta momento. Facebook, che poi è molto più Sì, seguita molto più dell'FM. seguita, ti ha visto pure il nostro bacio allora. Per favore, Salvo. Non vorrei che tua moglie fosse gelosa. Te prego. La scenata come la Ferragna Fedez. Ah sì, perché c'è stato... C'è stato il fuori onda che è stato poi messo in... Tanto ormai non c'è più nulla fuori onda, visto che con i social si becca con... Avevamo deciso e concordato di non parlare di Sanremo quest'oggi. Ma tu non mi hai portato i baci perugina e quindi non possiamo parlare di San Valentino. Che dobbiamo fare? Ogni tanto Sono caschiamo tutti, su tutti Sanremo. santi oggi, San C'è Valentino, stato in Sanremo. radio, Come? La conoscevi la radio? Certo. Eh. Da mo. Vabbè, tra gli inviti che mi hai fatto tu, quelli che mi fa Piero Passante, il tuo beh. programma, insomma, siamo quasi di casa. È vero. Quindi Il grande Piero. eh, Poi lavorate insieme. lavoriamo insieme, ma infatti Bella anche il questa documentario l'abbiamo fatto insieme, quindi Grande, è una grande. bella Salvo. Ma cosa. invece che Devi fate oggi sapere che è stata pomeriggio? una delle primissime persone che ho conosciuto 13 anni fa quando sono arrivato a Palermo. Ma chi? Davvero, io. Tu ti sei conosciuto? Con te. Ah, con me? Sì, Con infatti. Salvo. No, Sì, infatti. Questa cosa è bella. No, questo Cioè, non lo io ero un sapevo. Ma qual è pesce stato? Tu fuor ti d'acqua. ricordi di questo primo incontro con Ivan? Vagamente. Quando ci siamo visti, c'era un museo, c'era tua figlia che presentava. Ah, sì, sì, forse sì, qualcosa di sì. bello. Sì, infatti. Come sta? Bene, è a Madrid. Lavora lì. Fino all'altro giorno ha girato un videoclip in Guarda un queste... lavoro su Frida Kahlo Sì, quella volta. sì, molto bello. Vero. Molto Mi bello. piacque E tantissimo. ha dei bei Sua figlia è progetti, tra bravissima. l'altro. Sì. Ha dei bei progetti, le ho detto non per fare... Le ho detto che lei è molto più brava di me. Ma molto più profonda, molto Salvo, più... dobbiamo farcene una ragione. Sì, no, veramente. L'esatta evoluzione della sono- specie darwiniana. È giusto che sia così, è bello che sia così, anche perché crescere in un ambiente ti porta ad acquisire quello su cui già magari un genitore ha lavorato professionalmente per tanto tempo e quindi Sì. partono come base da tutta quella Infatti. fatica come qualcosa di già acquisito. Quindi è una bella spinta sicuramente Sì. se poi si condivide una passione importante come questa. Facciamo il nostro switch, andiamo in FM e facciamo la presentazione official. Sono stato bravo. Non lo devo dire io, non lo puoi dire tu. È autoreferenziale. Tu- Oggi più che mai. Oggi è tutto Caro un po' Ivan. autoreferenziale. Sappiate che questo è il sottotitolo di questo momento in cui presentiamo un ospite che abbiamo già avuto incrociato. Anche questo lavoro in realtà l'abbiamo già presentato, ma oggi c'è una novità. C'è un evento imminente in un luogo che conosco molto poco, che è il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Sì. perché venerdì prossimo al mattino alle 9:30 Salvo presenterà il suo film, una storia valdese, assieme a lui ci saranno Laura Cappuggi e Gaetano Pennino, poi Ryuki ci teniamo pronta la locandina perché forse è buono spararsela subito così entriamo immediatamente nel film. Avevamo annunciato in locandina che il film sarebbe stato disponibile su Netflix, in realtà No, è disponibile. esatto, Lo è già. esatto, lo Lo è è già, già. quindi un piccolo refuso mio. Salvo, benvenuto. Intanto buongiorno, grazie per Ben l'invito. arrivato. È una cosa bellissima, siamo di casa, stavamo dicendo prima, È insomma, vero. già sono venuto almeno uno o due volte, mi ha invitato per altre Questa è la terza occasioni, volta. la terza Sì. volta. Sì, sì, infatti. E, insomma, adesso c'è questa bella occasione creata da Costanza Quatriglio che dirige La direttrice artistica. oltre al direttore di sede.
il qui presente, Quindi Ivan. che succede al CSC? Illo. Che succede al CSC? Facciamo un incontro con gli allievi della scuola, ma è un incontro aperto al pubblico, per cui dalle 9:30 in poi di venerdì mattina c'è questa discussione e poi anche la proiezione del documentario Una storia valdese. Una storia valdese che insomma in questo momento da ottobre già su Netflix per 5 anni in 30 paesi, 18 lingue, insomma siamo più che contenti. È una produzione della regione, il centro di documentazione della regione diretto da Laura Cappuggi. È un lavoro che abbiamo fatto insieme alla Demetra Produzione da Antonio Bellia e con la produzione interna diretta da Piero Passante. Insomma è una bella famiglia che si è riunita per fare un lavoro che poi sta avendo un grande seguito, perché questi giorni siamo stati a Genova al Museo delle Migrazioni Italiane a presentarlo e anche ha avuto altre presentazioni, e questa è l'ennesima insomma che facciamo, e sono molto contento di essere al centro sperimentale con gli allievi della scuola, insomma. E non solo, Eliana, perché venerdì mattina, tu sai, noi organizziamo anche delle giornate di orientamento e formazione per gli istituti superiori, soprattutto perché scoviamo sempre qualche giovane talento che finisce il superiore e poi decide di frequentare la scuola. Ci sarà l'Istituto Medi con una buona rappresentanza, mi sono permesso di Sì. invitarli, quindi voglio salutare la loro docente che è Monica Sant'Angelo. Ho detto guarda, io domani lo dirò in diretta alla presenza del regista che ci sarete anche voi È una bellissima cosa. al film. Quindi ha una valenza importante, che è quella di proiettarlo in termini culturali al territorio, ma soprattutto fare un'analisi anche del film con degli studenti che studiano questo. È importante anche sottolineare l'apporto della comunità valdese. Ci sarà Gaetano Pennino. Infatti stavo dicendo proprio la presenza di Gaetano Pennino che è stata determinante, perché Esatto. è stato lui a propormi questo progetto e quindi insomma è nato da lui Persona il molto lancio. in gamba, Eliana, oltre che essere stato un importante dirigente regionale, lui ama l'audiovisivo, ama il cinema, La musica, per cui insomma, ha è gestito soprattutto la pure musica. degli Diamo istituti spazio alla importanti. musica a tal proposito, perché siamo alla radio, riascoltiamo un grande classico della musica italiana. Abbiamo detto siamo in tre, parte Renato Zero con il Triangolo, sperando che nessuno in questa notte di San Valentino abbia sorprese inaspettate, ma noi possiamo continuare a parlare insieme al nostro ospite Salvo Cucci in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook. Bellissimo. Certo che sei imprevedibile. Era in scaletta il triangolo, No, sì, l'avrà no? presa Ryuk. Certo. Fantastico. Diabolico. Quasi Vedi? tutto al volo, insomma. Così. Ci vediamo il trailer? Diamo un Perché? senso. Ma perché no? Ma perché no? Ma c'è un trailer? Questo ricordo di questi miei compagni di classe è una cosa che mi è comunque rimasta sempre. E così ho pensato, adesso è arrivato il momento di fare questo lavoro, di andare a trovare, di inventarmi questa storia, di sapere cosa sono diventati, cosa hanno fatto. Salvo, mentre guardavamo le immagini ci dicevi senza anche le immagini di archivio non avresti potuto fare questo lavoro. Sì, perché quando andammo al servizio cristiano di Riesi
il direttore dal suo archivio prese 2 bobine preziosissime girate negli anni 60 in 2 anni differenti, tra l'altro girate da uno svizzero con molta precisione, che documentò sia la nascita del servizio cristiano di Riesi, quindi la costruzione dal 66-68, e anche i bambini in paese, a Riesi, e la città nel suo insieme, e poi le strade ancora sterrate e tutto, e poi la costruzione e anche i bambini che vanno a scuola. Per cui, siccome la storia è quella di Gustavo Alabiso, che è un fotografo che vive a Karlsruhe da 30 anni e che dopo 40 anni va alla ricerca dei suoi compagni di scuola nella scuola elementare fatta lì al servizio cristiano di Riesi, è interessante il fatto che si vedano loro da piccoli. Certo. Cioè lui va a cercare i suoi compagni di scuola, fino in Belgio siamo arrivati, dalla Sicilia, e quindi non è girato solo in Sicilia a Riesi, ma anche in Piemonte, e a Genova, e poi anche in Belgio, e anche a Karlsruhe, dove lui vive. E quindi la storia è quella di questo fotografo che va alla ricerca di qualcosa che lui vuole chiarire definitivamente nella sua vita, cioè a che mondo appartiene, perché lui fino alla scuola elementare pensava, finché viveva dentro il servizio cristiano, perché era figlio dei maggiori collaboratori di Tullio Vinai, questo grande pastore valdese, che poi diventerà anche senatore del PC, insomma un grande personaggio, che erano scesi in Sicilia a fondare questo centro, Il mondo e era lui... tutto lì. E secondo lui in quel momento pensava che il mondo valdese fosse la maggioranza del mondo, e invece poi scopre che non è così. Torniamo anche in FM. E quindi Ed eccoci qui tornati. Mentre eravamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, abbiamo avuto l'opportunità anche di vedere queste immagini che ci hanno portato indietro nel tempo, perché mentre appunto eravamo in collegamento streaming, cosa che vi ricordo potete recuperare in qualunque momento anche subito dopo la diretta, Salvo si stava parlando del valore delle immagini di repertorio, di come questa sia stata la partenza della ricerca e del tuo stesso lavoro. sì, anche perché per diverso tempo ho fatto documentari per La Storia Siamo Noi, con Minoli, col gruppo di Minoli, quindi insomma in qualche modo il mio lavoro si è diretto verso il documentario di ricostruzione di storia recente. Quindi quando andammo al servizio cristiano di Riesi, perché la storia è quella del servizio cristiano, della sua nascita e di come si è evoluto poi, e il direttore della scuola ci diede questi preziosi filmati con cui ho potuto ricostruire questa storia, che è la storia appunto di, come dicevamo prima, di Gustavo Alabiso, il fotografo che va a cercare i suoi compagni di scuola dopo 40 anni e chiarire la sua posizione, a quale mondo appartiene, un uomo che aveva bisogno di avere come dire, delle risposte dalla vita, e questo lavoro è stato importante anche in quel senso, e mi ha fatto conoscere poi la storia di Tullio Vinai, che era questo grande pastore valdese che fondò il servizio cristiano di Riesi. Non è un caso, Eliana, che quando ti imbatti in degli archivi, in delle teche, soprattutto a maneggiare materiali così preziosi, poi nascano altre storie e sottostorie. Voglio evidenziare tantissimo il lavoro e soprattutto la carriera di Salvo, che appunto nascendo anche col documentario... Se non ho capito male. Come? No? Anche l'età, se non ho capito male. Sì, ma quella non si può dire, faccio come le signore. Faccio come le signore, non si dice l'età. No, è un bravissimo ricercatore, è un po' come l'archeologo che deve col suo pennellino andare a spennellare e quindi trovare reperti preziosi. Il suo curriculum è veramente costellato da tantissimi film importanti, documentari, ma ce n'è uno in particolare al quale mi sento particolarmente legato, probabilmente perché tutte le prove me le sono viste nella scuola, che è Lo Scambio. Lo Scambio, il film di finzione, appunto, che è ancora su Rai Play, tra l'altro. Ricordo ancora le urla di prova. Infatti, cioè, sì. che ti sei spaventato la prima volta? Sì, un po' sì. Sì, era un film un po' scuro, dai toni cupi. È vero. E a proposito di film...
quello della Una storia Scusate, valdese intanto non è c'erano il i solo. saluti e il ringraziamento di Pier Antonio. Quindi Ecco, infatti questo è importante, Ciao, che perché ringrazia. con Piero abbiamo fatto veramente non solo Una storia valdese ma anche altri lavori, stiamo continuando, quindi insomma una collaborazione che dura da anni. Siete una truppa Una truppa affiatatissima. affiatatissima. Tra l'altro, quando andammo al servizio cristiano, fu proprio Laura Cappucci a chiedere se c'erano Meraviglia. degli archivi, dei film e qualcosa. E così uscì fuori questa ricchezza con cui abbiamo potuto ricostruire la storia. Tra l'altro, devo dire che faccio pure pubblicità. Dopo questo documentario, io do l'8 per 1000 ai valdesi, perché mi sembra è insomma, è importante la presenza dei valdesi in Italia, dal punto di vista sociale, insomma, è molto importante, fanno un'azione sociale molto forte. È bello Ecco. tutto questo, Eliana. Ci diamo qualche secondo sì. di break, ce lo concediamo? Sì. Abbiamo un po' di consigli di Radio In e poi no, potete rimanere qua comodi, tranquilli. Tranquilli. Esattamente, qualche secondo di break e poi torniamo ancora insieme in diretta per questo Open Day Cinema su Radio In. La voce della tua città. Che bello questo clima. Vedi? Salvo, ma tu hai visto Sanremo? Sì, Cioè, c'ho un grincio del Sanremo. Ti è piaciuto? sì, ogni tanto mi piaceva vedere qualcosa, I insomma. tuoi promossi o bocciati, che non siano solo le canzoni, anche di ciò che è accaduto, qualcosa che ti è piaciuto, qualcosa che invece non hai gradito? Ma non è che mi interessi poi così tanto Ok. da dire qualcosa in particolare, però qualcosa mi è piaciuto anche dal punto di vista musicale, anche i nostri conterranei mi sono Quella piaciuti. pesce di Martino, hanno E preso anche- il premio Martini, il sì, premio insomma, hanno È fatto la vedere rappresentante di lista, insomma, che Chi li ha abbiamo scritto il brano visti, dei ma cugini li di abbiamo visti campagna. sempre all'altro, com'era, al Suzuki, al palco Sì, Suzuki. sì, Sì, sì. c'è stata una quantità di artisti. Insomma, ci sono i nostri siciliani che si sono fatti avanti, insomma. Per esempio, mi permetti di leggere gli ultimi 5 anni di produzione di Salvo? Quante ore Ci abbiamo? basterà? No, in un minuto. Cioè, sono Lo giornalista. leggi quindi. tipo foglietto illustrativo dei farmaci? Dello Sì. scambio abbiamo parlato, ma altro film, La Spartenza, la biografia di Tommaso Bordonaro. Che è ancora su Rai Play, tra l'altro. Esattamente, la storia valdese e La lezione di Oscar nel 2021, Che è pure sulla su figura del grande Netflix. chitarrista Oscar Ghiglia. Sì. Quindi queste sono tutte esche che noi stiamo lanciando, Eliana, per invitare i nostri ascoltatori a Poi c'è anche vedere. Prospettiva Ballero, che è pure su Netflix, che è questo instant movie girato in 3 giorni. Bello. La zona rossa. La zona rossa, sì, film E- astratto. E adesso stai lavorando a 2 documentari, Monte Pellegrino e Mozia. Sì, A che esatto. punto sei? No, Montepellegrino è quasi sul finire, quindi Ok. verrà distribuito, vediamo insomma Mozia quali è saranno. un'isola E Mozia invece meravigliosa. gireremo tra un pochettino, e quindi è da 2 anni che ci pensavamo, e quindi è un progetto molto, come dire, ponderato. Bello. Abbiamo avuto modo di pensarci molto. Il taglio è sempre quello del documentario? Ma il taglio è quello di una storia anche raccontata in maniera molto intima, in questo caso da addirittura 4 donne. E quindi non Del luogo. del luogo che hanno a che fare Ah, con ok, il hanno a luogo, che fare dalla direttrice del museo, direttamente. ognuna con una storia diversa Bello. e che hanno contezza della storia antica dei Fenici, perché come dice la mia carissima amica Clarissa Cappellani, che curerà la fotografia e sarà anche lei uno dei personaggi Dai. del documentario. E i Fenici erano praticamente la Amazon dell'antichità, perché praticamente facevano dei trasporti per tutti, e poi anche come si chiama, anche la costruzione delle navi era fatta con Chiaro, i pezzi chiaro. che si incrociano, cioè portavano tutti i pezzi delle navi da una parte e poi le assemblavano lì, insomma. Ho dei ricordi bellissimi, Torniamo Eliana di di Mozia. là. Sì. Sì, Abbiamo ascoltato Levante con Vivo, brano che abbiamo scoperto all'ultimo Festival di Sanremo, ma torniamo a parlare con Salvo Cuccia, nostro ospite quest'oggi, in questo martedì di Open Day Cinema. Ivan Scinardo, io avrei una domanda per te, No, ma non è stava quella che parlando pensi del tu. suo lavoro E poi io voglio imminente. chiedere una cosa. Dai, vabbè, dai. No, perché si Era parla... giusto per chiudere Mozia. Vai, Sì. vai.
No, ho ricordi bellissimi, Mozia, perché 10 anni fa due miei allievi, Chiara Andric e Giovanni Pellegrini, fecero un documentario su Joseph Whittaker, che lì Sì. fece le sue esplorazioni anche da fine ornitologo, che poi il comune di Palermo si perse questa collezione bellissima. Come persi? Sì, perché un aereo governativo britannico venne a Palermo, si caricò tutta la mostra con tutte le specie ornitologiche che aveva raccolto questo grande mecenate che era Joseph Whittaker, proprietario di Villa Amalfitano, Sì. Le porto via. e la portarono a Londra, per cui Palermo ha perso, era il periodo di Ciancimino tra l'altro, quindi ha perso questa. Anche questo. Lui voleva donarla alla città, questa infatti. collezione meravigliosa che noi siamo andati a riprendere a Londra, quindi Mozia per me diventa anche un Ma luogo poi è un luogo appartato, magico. quasi magico, appunto, è anche un po' diverso dal resto della Sicilia, quasi un po' English. E poi con una appunto, fotografia a affidata a proposito. Clarissa Cappellani Ah, sicuramente sì. Il salvo- rischio è il contrario, che diventi agiografico, no? Troppo che è veramente vero, bello, è quindi bisogna sottrarre. Ci Bisogna... prometti che quando sarà pronto Sì, ce lo viene a presentare, assolutamente. dai. Grazie per il prossimo invito. Così continuiamo Il questa quarto. serie. Continuiamo questa serie. In Poi- ogni lavoro di cui abbiamo parlato finora, ogni volta ci ricordi, questo è su Netflix, questo è su Rai Play. Mi chiedevo, visto che in questi anni hai avuto modo di lavorare pre-piattaforme e oggi vedere i tuoi lavori lì, è cambiato il tuo modo anche di approcciare alle riprese, alla fase di lavorazione, pensando anche al tipo di fruizione attraverso le piattaforme? Ma assolutamente no, ma anche forse sì, nel senso che comunque non è un fatto di adattarsi, è il fatto che i tempi vanno avanti, no? Cambiano, e quindi la visione in qualche modo cambia anche volendo anticiparli pure i Esatto. tempi, quindi insomma in realtà è proprio un fatto sperimentale di guardare le cose. Per esempio anche Mozia ha una forma che non è esattamente quella di un documentario classico, ma insomma avrà delle parti che sono anche di video arte o comunque di riflessione interiore, anche di irruzione dell'onirico dentro il documentario, che non è una cosa che ho fatto praticamente quasi solo io, credo, perché poi anche un Fuori Rotta aveva un altro documentario che fece sul Mediterraneo, a un certo punto Sì. c'è un'irruzione nell'onirico, è una cosa strana, perché il bellissimo, documentario sì. va invece in direzione, Questi no, innesti Del del reale, insomma. sì. Poi la Uscire cosa anche bella da è una gabbia tradizionale e concettuale del Sì, documentario, sì. no? Sì, infatti. E poi ormai i documentari hanno una forma cinematografica a tutto tondo, cioè Vero. molti hanno questa forma in cui non si capisce veramente Il se è confine. una fiction o un documentario, se i personaggi sono reali o meno. Io li amo. Io cioè, amo quello che fanno i colleghi documentaristi proprio del cinema del reale, mi piace molto. Non è nelle mie corde invece è mettere insieme linguaggi completamente diversi e mescolarli, il linguaggio questo è il del tuo cinema, stile. della È videoarte, il tuo del stile, documentario. Salvo. Esatto, e quindi questo. Poi, insomma, invece ritornando alla storia valdese, faccio un appunto Sì? personale, che per me è importantissimo, perché facendo il documentario ho incontrato l'amore della mia vita, quindi praticamente che bello. è pure una Davvero? cosa bellissima che mi è bella accaduta, questa cosa, poi. che Hai visto? Noemi Santagati, e praticamente stiamo veramente bene, e quindi c'è anche Oggi un è il incontro. vostro giorno, È il quindi nostro il giorno, cuoricino. facciamo il cuoricino. Ah. Se Ryuki potesse Tra l'altro- mandare i cuoricini durante la diretta, Visto che è un po' di San Io Valentino dico sempre c'è. che il documentario è l'occasione per incontri con uomini straordinari, che significa persone straordinarie, anche dalle Meraviglia. più umili a quelle più importanti dal punto di vista politico o altro o dell'arte, ma è sempre un incontro con uomini e persone straordinarie. A me anni fa capitò di fare una cosa con Mimmo Paladino, per esempio, una persona veramente un personaggio Bello, straordinario a tutto tondo, che e sono tutte persone che mi hanno insegnato qualcosa, anche le più umili. Quindi ho imparato, perché non ho avuto, io sono un autodidatta, vengo da un cinema, perché sono nato in un cinema, a Villa Frati mio nonno aprì questo cinema Cuccia negli anni 50 e tutto, quindi Poi abitavo tu sei solo- legatissimo Esatto. a Villa Frati, hai Sì, pensato anche a infatti. tanti progetti. E quindi per me è importante il documentario da questo punto di vista, sì, cioè quello di incontrare persone che non conosco e storie che posso raccontare. Pure nel caso, per esempio, di Vincenzo Tusa, no? Anni fa con Come no? Sebastiano Tusa abbiamo fatto con Sebastiano Tusa Oltre Sedinunte, sempre una produzione del centro di documentazione, e
E lì conosco Vincenzo Tusa e dico, lui è un bene culturale vivente, dobbiamo fare un documentario su di lui. Quindi incontri con uomini straordinari che hanno fatto la storia. Fai bene, Salvo, e voglio sottolineare a chiusura di questa bella chiacchierata anche il centro del catalogo, dove c'è un grande archivio audiovisivo con tante interviste, Sì. bellissime. Le hai realizzate quasi tutte tu? No, c'è una parte, Comunque poi c'è una ci buona sono- parte, poi ci comunque sono sono tutti gli delle archivi. testimonianze che rimangono comunque in eterno, Sì, che l'archivio ha questa funzione. infatti, no, questa è una cosa importantissima, abbiamo creato negli anni, Bravi. abbiamo alimentato questo archivio. E Ma- insomma, siamo contenti e felici. Se gli è pure dedicato questa intervista al suo amore. Vedi che quindi- qualche romantico c'è, per fortuna. Insomma, Infatti. così recuperiamo. Grazie Salvo Cuccia per Grazie a essere voi stato per qui con l'invito, noi grazie, quest'oggi. Grazie Salvo, grazie. ci vediamo venerdì 17 alle 9:30 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, ai Cantieri Culturali alla Cosa Una si Zizza. storia deve valdese. fare per raggiungervi? Presentarsi, va bene? Mettere un Google Maps. Arrivare, Ok, dico, non c'è l'ingresso è bisogno di libero. telefonare, L'ingresso cose. è libero. Perfetto. L'ingresso alla scuola è sempre libero. Quindi siamo Sala all'interno dei bianca. cantieri culturali e... Sì. Tanto ringrazio ancora Costanza, Quadriglio, e tra l'altro è un giorno salutiamo. particolare, che il 17 febbraio è il giorno dei Valdesi, è il Sì, giorno in ho cui saputo per loro è ieri il giorno questo. della loro Quindi è un giorno- del riconoscimento di Carlo Esatto. Alberto, quindi il loro giorno proprio più importante dell'anno. È vero, è Qui vero. fanno questi fuochi che nel documentario ci sono, perché girammo a Torre Pellice, che poi è il centro dei Valdesi per eccellenza. Bene. Va bene. Scopriamo sempre qualcosa in più. A proposito di scoprire altre cose, andiamo immediatamente a sentire le news di Radio In. Sono le 10 in punto, ascoltiamole insieme. Grazie. Radio